Assessore Votacin, si torna indietro sull'idroelettrico? Ma intanto speriamo di no, però c'è questo emendamento inquietante a prima firma di Bressa, Gianclaudio Bressa, che prevede di togliere alle regioni la gestione delle grandi derivazioni idroelettriche. Il blitz della maggioranza parlamentare, il secondo nel giro di pochi mesi, è fallito e per ora la cancellazione della regionalizzazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è stata di fatto scongiurata, ma il campanello d'allarme è mandato su tutte le furie. Il Carroccio, che ha dato battaglia per conquistare un pezzo di autonomia al pari delle regioni a statuto speciale. Questo credo sia assolutamente grave. Noi comunque valuteremo, al di là dell'emendamento, andremo a vedere le posizioni dei singoli partiti sul voto di questo emendamento, perché ovviamente chi sostiene questo emendamento è contro l'autonomia. Oggi nel quartier generale della Lega Belluno l'out-out è stato chiaro. Chi si dichiarerà a favore di questo emendamento, che approderà al Senato il prossimo 24 agosto, non potrà dirsi sostenitore della richiesta di autonomia del Veneto. Siccome l'energia è una materia concorrente, la Lega, consultati i propri legali, già sa che sul provvedimento possono essere rivendicate eccezioni di incostituzionalità. Per Belluno sarebbe un disastro, dice il commissario provinciale della Lega Franco Gidoni. Ci sottrae la gestione delle grandi concessioni idroelettriche, vuol dire qualche decina di milioni che verrebbero a mancare ai nostri territori, che sostanzialmente sono quelli montani della regione del Veneto, e Belluno ne farebbe la parte del Leone.